Le associazioni ambientaliste e naturaliste si mobilitano dopo quello che è accaduto sulla spiaggia di Giallonardo. Siamo a Realmonte, si sta per realizzare un chiosco proprio a 2 passi dalla battigia, soprattutto in una zona in cui c'è stata nel passato una ovodeposizione di tartarughe caretta caretta. Hanno completamente sfondato una duna. La sabbia di riporto frutto dello sfondamento è stata portata dietro un'altra duna, la vegetazione psammofila, la vegetazione che fissa le sabbie, non esiste più, le dune si formano molto lentamente e le piante pioniere delle dune sono specie delicatissime, ma quello che più fa specie e più stupisce è che è stato distrutto un sito di ovodeposizione della tartaruga marina caretta caretta. Ecco, ma c'è un vincolo, c'è la protezione di queste aree. Le leggi nazionali ed europee proteggono questi siti. Le dune sono un ambiente estremamente fragile che è protetto dalla legislazione italiana ed internazionale europea. Trovo assurdo, perché fra l'altro è stato completamente autorizzato tutto, appunto, che gli enti preposti si siano fatti partecipi e carico di questo massacro dal punto di vista naturalistico. Ecco, dal punto di vista ambientale, perché accade tutto questo? Le istituzioni arrivano in ritardo oppure addirittura danno le autorizzazioni? Le cose più brutte che accadono, ce ne ricordiamo tante lì vicino, in quella zona di Realmonte, accadono con tutte le autorizzazioni, e questa è un'altra di queste. Questi signori hanno chiesto di realizzare un chiosco a 9,5 metri dalla battigia e sono stati autorizzati dalla soprintendenza, dal Genio Civile, dalla Capitaneria, dal Genio Civile Opere Marittime, dal Comune. Tutte le autorizzazioni sono in possesso di questi signori. Hanno violato una duna, hanno distrutto un sito ormai per sempre, hanno già calato ieri 2 serbatoi dentro la duna, e questa mattina si sono presentati con tutte le autorizzazioni. Giova ricordare che non eravamo solo noi, c'era pure Legambiente, c'era pure WWF, c'era pure Mare Vivo, c'era pure il sindaco di Realmonte che ci ha portato le carte, ci ha fatto vedere che era tutto autorizzato, come sempre accade in Sicilia per i più grossi scempi.